Nel corso della campagna di scavi archeologici, lo scorso 28 agosto, del Parco archeologico di Leontinoi e Megara, nella zona di Carlentini, insieme con l'Università di Tor Vergata, sono state riportate alla luce straordinarie testimonianze di varie epoche, un'equipe composta da circa 30 studenti di archeologia, guidati dalla docente Pisani Molinari, ha operato in 2 aree vicine sul pianoro settentrionale del Colle San Mauro all'interno del parco. L'importante risultato scientifico sotto il profilo archeologico per la valorizzazione e la tutela del parco di Megara e Leontinoi, per le sue ricadute future sotto il profilo della fruizione turistica, afferma l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, è stato reso possibile grazie al felice connubio e alla sinergia tra istituzioni culturali e ricerca scientifica, enti locali, tra cui comuni di Lentini e Carlentini e aziende private. Le strutture ritrovate riguardano un tempio monumentale già parzialmente emerso nel corso delle precedenti campagne, del tipo a cella senza colonnato greco di età arcaica risalente al VI secolo a.C., ma ancora in uso nella prima metà ellenistica. Nell'area adiacente sono state rinvenute delle latomie e strutture di età medievale probabilmente utilizzate come tempio di culto nel XII secolo.